Ardis è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio che dal 1 gennaio 2021 rappresenta il soggetto unico regionale per il diritto allo studio, con l'obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese che devono affrontare per la scuola dei loro figli, a partire dalla scuola primaria fino agli studi elevati, quindi di grado universitario e l'alta formazione. Ci sono diverse misure contributive. Innanzitutto dote scuola, una misura molto importante che va a sostenere le famiglie nelle spese scolastiche che possono essere legate all'acquisto dei libri, ai trasporti, ma alle spese in generale. Ed è destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che frequentano le scuole statali o paritarie. Un'altra misura importante è la linea contributiva di abbattimento delle rette per le famiglie i cui figli frequentano le scuole paritarie e va a sostenere quindi le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. Abbiamo poi il contributo per gli alloggi presso i convitti convenzionati. Sono gli stessi convitti che ospitano gli studenti universitari, che possono ospitare anche studenti delle scuole secondarie di secondo grado. I requisiti sono essere residenti in Friuli Venezia Giulia, con figli iscritti quindi nelle scuole nel sistema scolastico regionale e avere un ISEE non superiore a 33.000 euro. Deve collegarsi al sito www.ardis.fvg.it. Troverà due blocchi, il diritto allo studio scolastico e il diritto allo studio universitario. Nel diritto allo studio scolastico ci sono una serie di icone, quindi potrà scegliere la linea contributiva per cui intende chiedere il beneficio. La domanda è guidata e online, molto semplice da presentare. Se ci sono richieste di informazioni abbiamo una casella di posta elettronica dedicata che è diritto studio scolastico @ardis.fvg.it.